È operativa la web app della regione siciliana per inviare segnalazioni e contrastare la diffusione della formica di fuoco in Sicilia. Il lancio della piattaforma digitale rientra all'interno del piano di azione per l'eradicazione di questo insetto scientificamente chiamato Solenopsis invicta, messo a punto dall'assessorato regionale del territorio e ambiente, concordato col Ministero dell'Ambiente, avviato già nei mesi scorsi. Il governo regionale, ha affermato l'assessore Savarino, ha attuato una strategia di contenimento e eradicazione della formica rossa che vede la partecipazione di soggetti istituzionali e accademici. Oggi facciamo partire una campagna di comunicazione e la web app con le quali invitiamo tutti i siciliani a collaborare attivamente segnalando l'avvistamento di questo insetto che può causare danni all'uomo e all'agricoltura. È la prima volta che i cittadini vengono coinvolti nel processo di contrasto alla diffusione di questa specie aliena. È una sfida che in questo modo contiamo di combattere insieme. Il piano è realizzato dall'assessorato in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, il Corpo Forestale, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Fitosanitario e la lotta all'agropirateria, il Comitato Scientifico composto dai rappresentanti del CREA, da altri enti di ricerca. Sono previsti interventi scientifici e tecnici sul campo, azioni di monitoraggio, l'attivazione della web app e l'avvio della campagna di comunicazione. Tu la segnali, noi interveniamo. In particolare lo slogan della campagna di comunicazione "Fermiamola con un click" sintetizza bene lo spirito del progetto e l'importanza della collaborazione di tutti i cittadini. Come sapete, in Sicilia è stata avvistata la formica di fuoco. È una specie aliena che può dare danni all'uomo e anche all'agricoltura. Ecco perché abbiamo avviato una campagna di monitoraggio e di eradicazione laddove è stata segnalata nel Siracusano. Da oggi parte una campagna di comunicazione, un sito e una web app per cui chiediamo la collaborazione dei cittadini per aiutarci a segnalarla laddove viene individuata e poterla combattere in tempo.